Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui oggi perché per me è un motivo molto importante, perché oggi inauguriamo la nostra sede elettorale ed è l'inizio di un percorso che ci porterà fino al 12 giugno, quando ci saranno le elezioni amministrative. E quindi questo qui è il primo step. Mi fa piacere vedervi numerosi perché mi dà energia e forza, insomma, perché adesso inizierà un periodo particolarmente intenso sia per gli impegni ma soprattutto per il lavoro che dovremo fare tutti insieme. Abbiamo approfittato dell'inaugurazione della sede elettorale anche per fare questo piccolo incontro con voi, per presentarmi, insomma, perché tanti di voi mi conoscono già, ho avuto quindi esperienza amministrativa nell'amministrazione Siviero, e quindi questo è, come dire, iniziamo a fare un percorso ulteriore, nel senso che dopo 10 anni di amministrazione Siviero, di cui io ero in giunta, adesso c'è, come dire, una sorta di passaggio di consegne, si inizia con una nuova amministrazione che per forza di cose si deve anche rinnovare nel suo staff, nella sua lista. La lista che abbiamo concluso, sono particolarmente soddisfatto perché le persone che sono in lista sono competenti, hanno esperienze in diversi campi e hanno anche un sacco di energia, insomma, che probabilmente da qui in avanti ci faremo conoscere. Il prossimo step sarà il 22 di maggio, domenica 22 maggio, in cui presenteremo in maniera ufficiale la lista, perché le liste vengono praticamente presentate la prossima settimana. Il 13 e il 14 c'è la chiusura praticamente della timeline per presentare le candidature, per cui nel momento in cui viene ufficializzata a presentare la lista, da lì in poi inizia la vera e propria campagna elettorale. Però noi la lista l'abbiamo conclusa, abbiamo deciso di iniziare quindi prima attraverso l'inaugurazione della sede elettorale, presentandomi. La lista, come vi dicevo, insomma, ve la presenterò praticamente il giorno 22, che sarà un momento, insomma, un po' più intenso, in cui presenteremo anche il nostro programma elettorale che in questi giorni, insomma, stiamo praticamente concludendo. Cosa dire? Io sono particolarmente emozionato perché dopo, insomma, 10 anni praticamente parto da una fase in cui ero assessore, adesso ci si mette in discussione e si mette anche a disposizione per fare il sindaco, insomma, che è una cosa molto, molto, molto importante. Però questa giornata volevo anche ringraziare in particolar modo tutti quelli che hanno accettato di essere ancora con me, a seguirmi in questa lista, e quindi che sono qua intorno a voi, chi mescolati, chi sta facendo un po' di service per quanto riguarda gli aperitivi, e quindi ringraziare anche chi ha lavorato praticamente che magari non è la lista ma che comunque ha sempre lavorato con noi e che anche si è dato da fare anche in questi giorni per preparare la sede elettorale, per metterci a disposizione. Come vedete ci sono anche delle piantine, perché non ci siamo scordati che oggi è la festa della mamma, per cui volevamo anche dare un riconoscimento insomma, all'importante ruolo che è la mamma in tutte le nostre famiglie, in particolar modo soprattutto nella nostra società. E quindi oggi è una giornata particolarmente importante. So che le prossime elezioni il periodo non sarà particolarmente facile, perché stiamo uscendo da un periodo complesso, che è quello legato alla pandemia, perché abbiamo fatto 2 anni e mezzo, non dico chiusi in casa, ma quasi, per tutta una serie di difficoltà e tutta una serie di riflessi che ha avuto sull'economia locale soprattutto. Abbiamo avuto ulteriori problemi recentemente, come avete visto, con la guerra in Ucraina, quindi quindi è un periodo decisamente complesso in cui questa campagna elettorale va a innestarsi e in cui sicuramente ci sarà chi promette mare e monti. Ecco, il mio stile è perlomeno quello della mia lista, e anche forse molti di voi mi conoscono, generalmente io sono abbastanza umile, per cui non sono in grado di promettere come dire, cattedrali nel deserto o cose varie.
cercheremo di partire da quello che noi abbiamo sempre fatto con molta, come dire, umiltà e molta anche realtà dei fatti, nel senso che tante cose, vi dico la verità, avevamo programmato di farle in 5 anni fa. Purtroppo i 2 anni e mezzo di pandemia non è che ci hanno consentito di concludere, come avrete visto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stato l'incremento dei prezzi, insomma tutta una serie di questioni che hanno portato a dei rallentamenti anche amministrativi che hanno causato anche una sorta di, come dire, di stallo nella produzione dei lavori pubblici veri e propri. La volontà è quella praticamente di ripartire perché adesso insomma il periodo post-Covid ci ha dato la possibilità, grazie anche ai finanziamenti che abbiamo percepito, di ripartire e di riniziare. Noi li abbiamo già, come dire, li abbiamo già finalizzati a certi obiettivi e a certe progettualità. Vi dico solo che 10 anni fa avevamo una situazione diversa, noi siamo rientrati in cui il comune era piuttosto indebitato, avevamo diverse difficoltà economiche da dover sostenere. Quello che adesso noi lasceremo, e quindi chi vincerà e dovrà ripartire, partirà, come dire, con un plafond di finanziamenti che deve sapere gestire e deve sapere portare a termine, che alcuni di questi sono già stati, come dire, finalizzati, perché l'obiettivo era quello comunque di arrivare. Per cui per quello che dico, insomma, sarà una campagna elettorale particolarmente intensa. Lungi da me, ripeto, fare particolari promesse, però quello di mettere un programma di iniziative di portare avanti, sicuramente questo lo faremo. Un ultimo aspetto, e dopodiché non vi tedio più perché presumo insomma sia ora anche di pranzo e quindi è anche un motivo di fare un piccolo aperitivo dopo insieme a noi e scambiare magari anche 2 parole. L'ultimo aspetto, però non è l'ultimo, ma sarà praticamente quello che a me interessa di più di questa diciamo, futura amministrazione, è il tema quasi di una riconciliazione sociale del nostro comune, nel senso di ripartire insieme. Lo slogan stesso, anche uno di voi, è proprio per dire, insomma, una persona, insomma, qualunque che vuole fare il sindaco si mette in gioco, ma perché vuole come dire, anche unire il paese. Noi in questi anni abbiamo vissuto delle forti divisioni, anche che probabilmente legate anche a delle questioni di carattere politico, che io penso che dovremmo fare un passo in più, passare attraverso una riconciliazione, una riunione, perché solamente uniti si riesce ad andare a fare un passo superiore, si riesce anche a fare determinate cose molto importanti. E penso che questo sia il tema centrale sicuramente sia il tema centrale della campagna elettorale, anzi il cappello nel quale noi dovremmo puntare nella una sorta di riconciliazione, di unione sociale del nostro comune, che in questi anni è venuta a mancare, e questo secondo me è l'aspetto che dopo consente il rilancio stesso del nostro comune, che ha dimostrato in più occasioni che nel momento in cui lui è unito è in grado di ottenere dei successi anche maggiori, anche rispetto ad altre realtà locali che sembrano essere molto più brave di noi. Per cui questo sarà, come dire, in sintesi, o perlomeno alcuni punti che vi anticipo già del programma, ma comunque questo qua è una sorta di mio mandato amministrativo, che dopodiché avrà dei riflessi ovviamente sia sugli interventi delle opere pubbliche, sia su aspetti del carattere sociale e come su altri aspetti di carattere turistico. Però questi saranno gli argomenti che abbiamo intenzione di portare a termine. L'ultima cosa, io volevo ringraziare in particolar modo tutta la lista che si è data a fare, volevo ringraziare ancora la loro presenza, perché insomma è esattamente ciò che volevo, e come sapete raggiungere ciò che si vuole non è facile, ma è stato particolarmente complesso, perché sono state settimane di duro lavoro. Per cui adesso io vi concludo e non tedio più. Qui abbiamo un aperitivo nel quale poter un po' rilassarci, scambiare 2 parole, e dopodiché insomma buona festa della mamma a tutte le mamme che ci sono qua, buona domenica.